è sempre così. Dalla galleria sono arrivato adesso, un'ora ci ho messo. Dalla rotonda ad Agordo arrivare qua un'ora. Quanti chilometri sono? Oh, sono 2,5 km. Una processione interminabile, un'immagine divenuta ormai familiare che ha il sapore di una beffa, perché per evitare il passaggio delle auto nel centro di Agordo è stata realizzata una tangenziale che nei piani avrebbe dovuto risolvere il congestionamento del traffico sulla Gordina. E invece a bretella aperta non è rimasto che appurare che i problemi si sono spostati poco più in là. Anche oggi il lungo serpentone d'auto ha superato i 12 km, il tappo è a Cencenighe e da lì si transita scaglionati per Falcade da una parte e per Arabba dall'altro. Buongiorno, dove siete diretti? A Rocca Pietore. Immaginavate di trovare una coda così? No. No, sinceramente no. Tutti in fila ogni weekend con la giornata cruciale del sabato coincidente col mercato settimanale a Cencenighe a complicare ancora di più la situazione. Fare un passante da Cencenighe. E dopo mettere i carabinieri, che ho la polizia più i carabinieri a farli andare. Più servizio. Io spero che facciano qualcosa, se no non va bene così. Hanno chiuso anche la bretella sotto del Baia, è successo sotto, no, che è interrotta, se no aprivano quella anche, no? Però purtroppo non hanno fatto i lavori e siamo presi così. Con i fondi destinati alle aree di confine c'è un programma di realizzare una rotonda in paese, ma modi e tempi sono ancora sconosciuti e così il problema resta e gli automobilisti tocca armarsi di pazienza. Un'altra alternativa non c'è, quindi no. Vabbè. Arriveremo quando sarà possibile allora.